Con il 53,28% dei votanti, Gianluigi Naletto, sindaco ad Olo, 51 anni, una laurea in pedagogia, eletto con 4.630 voti, ovvero il 71,75% delle preferenze. Con la Civica Liberale, che guarda centrosinistra, strizzando un occhio a Forza Italia, città gentile. Continuità dunque per l'ex sindaco reggente dopo la scomparsa prematura a gennaio scorso del primo cittadino Alberto Polo. Un onore, una grande responsabilità, ma soprattutto un coronamento di un percorso che con Alberto abbiamo costruito insieme ad altri amici e amiche da 6 anni a questa parte. E ora avanti, determinati, decisi a completare quello che era proprio frutto di un'azione sinergica con Alberto, ma anche ad implementare con le tante novità all'insegna dell'innovazione e della gentilezza. Dolo, capitale della Riviera del Brenta, e lo sarà veramente. 11 consiglieri eletti nella sua lista. È una soddisfazione perché tutti hanno lavorato veramente superando le singole parti affinché fosse il tutto la parte più importante. Seconda la lista di centrodestra con l'avvocato Fabio De Rossi, che si è fermato al 17,29%, ovvero 1.116 voti. Testa a testa per il terzo posto tra la Civica Dolo Città della Fiducia di Carlotta Vazzoler, che ha raggiunto il 5,45% di preferenze con 352 voti, superata sul filo di lana da quella del Ponte del Dolo, con candidato sindaco Emilia Zen, già assessore alla cultura, che ha ottenuto 355 voti, pari al 5,50%.